Bene, allora direi che magari adesso possiamo iniziare. La telecamera e il microfono delle persone che stanno seguendo per dare la parola e iniziare questo incontro, questo incontro in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, dando la parola alla sovrintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, la dottoressa Simonetta Bonomi. Buonasera a tutti i partecipanti, davvero numerosi. Diciamo, nell'immaginario collettivo la soprintendenza è un'entità molto lontana dal mondo a cui oggi è dedicata una giornata particolare. Ma come ora vedrete non è stato così, grazie all'iniziativa di molte persone del mio ufficio. Ora voi avrete come interlocutore l'ideatrice del progetto, Morena Maresia, ma dietro le quinte ci sono molte persone che stanno lavorando e che hanno contribuito a questo progetto. Però questo progetto non avrebbe avuto il successo che ha avuto se non fosse per i partecipanti, per tutte le persone che hanno aderito e che hanno inviato propri materiali, propri documenti. L'intento del nostro progetto di oggi era quello di invitare tutti a guardarsi intorno, ma a guardarsi intorno con occhi diversi da quelli del quotidiano, occhi che vedono oltre, e alla ricerca di cosa? Della bellezza, di un monumento, di un oggetto, di qualcosa che è molto vicino a noi, ma al quale normalmente dedichiamo poca attenzione. E poiché uno dei nostri scopi istituzionali è anche quello dell'educazione al patrimonio culturale, ecco che si comprende perché la nostra soprintendenza ha dato vita, ha promosso questo progetto. E io spero che chi ha partecipato, chi ha voluto produrre video e documenti, innanzitutto si sia divertito a fare questo, abbia provato piacere a scoprire qualcosa che gli era sfuggito. E devo ringraziare tutti perché l'adesione è stata davvero entusiasmante. Ecco, francamente non mi aspettavo un risultato così importante. Ma ora io vi voglio salutare perché la parte principale tocca a voi adesso e vogliamo mostrare quello che avete prodotto voi. Grazie ancora a tutti, grazie a tutte le funzionarie dell'ufficio che hanno avuto questa bellissima idea. Buona serata a tutti. Grazie mille, dottoressa Bonomi, per le sue parole e per la sua introduzione. Adesso, andando avanti, do il benvenuto a chi si sta collegando e chiedo nuovamente, per cortesia, di spegnere le telecamere e i microfoni per poter proseguire e dare quindi la priorità a quelli che saranno poi i relatori della serata. Io adesso vorrei presentarvi tutti i video, velocemente, scorrendo velocemente i stati realizzati.
di cui vorrei darvi delle parole chiave da poter utilizzare per poterli guardare. Tutti i video sono presenti sul nostro sito internet, non potremo purtroppo stasera presentarli tutti interamente, ne sono stati realizzati 23, sono tutti belli, unici, particolari, sensibili, ne vedremo qualcuno e ne approfondiremo qualcuno. E soprattutto quello che mi piacerebbe provare a presentarvi è la finalità proprio di questo progetto, che cerca di sperimentare quelle che sono le potenzialità in ambito sociale del patrimonio culturale. Le potenzialità di essere testo e pretesto per attivare processi di riconoscimento e conoscenza del patrimonio, cittadinanza attiva e soprattutto accessibilità alla cultura, anzi partecipazione e protagonismo di persone che invece abitualmente hanno difficoltà di accesso alla cultura. In questa specifica attività culturale vediamo come i protagonisti, con il loro sguardo speciale e sensibile, ci hanno restituito una visione del nostro territorio, regione del Friuli Venezia Giulia, in modo nuovo, inaspettato, accendendo una luce curiosa con dall'inferno all'infinito, che è questo mio spettacolo su Dante. Chiedo per pronto, non so se si sentiva l'audio o forse adesso si sente. No, adesso sì, prima no. Prima no, scusate, adesso allora rifacciamo un attimo partire. Allora, scusatemi, adesso partiamo bene. Buonasera e benvenuti a questa serata di presentazione del progetto proprio qui davanti a me. Un progetto che cerca di sperimentare quelle che sono le potenzialità in ambito sociale del patrimonio culturale. Le potenzialità di essere testo e pretesto per attivare processi di riconoscimento e conoscenza del patrimonio, cittadinanza attiva e soprattutto accessibilità alla cultura, anzi partecipazione e protagonismo di persone che invece abitualmente hanno difficoltà di accesso alla cultura. In questa specifica attività culturale vediamo come i protagonisti, con il loro sguardo speciale e sensibile, ci hanno restituito una visione
del nostro territorio, dell'intera regione del Friuli Venezia Giulia in modo nuovo, inaspettato, accendendo una luce curiosa e significativa su tanti dei nostri beni culturali. Hanno aderito all'iniziativa centri diurni e residenziali di ambito sociosanitario, cooperative sociali e associazioni di volontariato che accolgono e assistono persone con difficoltà cognitive, psichiche e limiti relativi all'autonomia. Hanno aderito inoltre singole persone speciali, amministrazioni pubbliche e interi istituti scolastici, realizzando lavori multidisciplinari per ascoltare e dare voce, mettersi nei panni di chi affronta difficoltà e sfide quotidiane. Stranieri, migranti e centri di accoglienza per minori non accompagnati ci raccontano della voglia di integrarsi, conoscere e comprendere la storia e il patrimonio culturale della terra dove adesso vivono. L'iniziativa ha dato la possibilità di attivare processi culturali partendo da singole scelte intenzionali che diventano azioni educative integrate di ampio respiro. Da tutto il territorio regionale si sono infatti messe in contatto realtà distanti ed eterogenee, accomunate dall'essersi impegnate e aver trovato dentro le risorse per partecipare, per dare voce e forma a un'idea. La proposta infatti è stata lo stimolo per iniziare a guardarsi attorno con attenzione, con curiosità, per poi trovare le parole per raccontare un po' di se stessi, della propria famiglia, del proprio gruppo, degli educatori e insegnanti a cui fanno riferimento quotidiano. Tutti i gruppi, gli enti, le associazioni e i singoli partecipanti hanno avuto la possibilità di essere accompagnati dai servizi educativi della sovrintendenza nel percorso introduttivo al progetto, alla conoscenza del significato di bene culturale come patrimonio, ricchezza collettiva e condivisa, approfondendo anche le tematiche inerenti all'educazione civica e alla conoscenza delle fonti legislative. Dalla Costituzione, in cui il patrimonio culturale è dichiaratamente uno degli strumenti educativi e pubblici essenziali per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle potenzialità di ognuno, al Codice dei beni culturali, che definisce nel dettaglio i compiti di tutela del Ministero, sino alla Convenzione di Faro, il più recente riferimento normativo, che ne promuove una più ampia relazione con la comunità e la società, in corrispondenza diretta ai diritti umani e alla democrazia. Sono stati realizzati 23 video, infatti, che ci raccontano di beni culturali, complessi monumentali, piccole chiesette, piazze pubbliche e centri storici, collezioni di dipinti, beni paesaggistici, beni archeologici e beni demo-etnoantropologici. Quali sono però le parole su cui porre l'accento per raccontare questi video e tutto questo progetto? La prima che ho pensato è Epifania. Epifania è il termine che Cesare Brandi, storico dell'arte e primo teorico dell'attuale concezione di restauro conservativo, utilizza per definire il particolare momento in cui un'opera d'arte viene riconosciuta dalla coscienza di chi la guarda. Il momento in cui la sua potenzialità di comunicare, emozionare, attivare un pensiero e una riflessione le dà significato di essere. La sua ragion d'essere è in una rivelazione, in uno sguardo, in un punto di vista, sempre nuovo e sempre diverso. Oggi, infatti, accenderemo, con una luce nuova fatta di sguardi sensibili e speciali, opere molto conosciute, ma anche molti angoli, forse incontrati ogni giorno, ma sconosciuti ai più. Poi parliamo di partecipazione e protagonismo nella comunità di appartenenza. Esperienze che possono contribuire a migliorare quella che è la qualità della vita, in particolare di adulti con disabilità. Non si tratta di ascoltare, ma di assistere, di avere un ruolo attivo. Qualità della vita dove la partecipazione alla vita sociale è un indicatore di benessere applicabile a tutte le persone e quindi ancora con più attenzione vanno osservati i progetti che coinvolgono categorie fragili. Questi video ci raccontano la voglia di essere protagonisti, di conoscere, entrare negli spazi del proprio territorio, luoghi chiusi che sono stati aperti grazie alla caparbietà e alla curiosità dei gruppi che hanno realizzato i video e che ci hanno regalato con grande impegno loro, dei loro educatori con cui lavorano, un punto di vista nuovo da cui osservare. Quindi un regalo per tutti, perché il benessere del sindaco è fondamentale
nel rapporto di interdipendenza con il proprio contesto familiare e sociale. Quando vediamo poi i ragazzi dei licei e delle associazioni giovanili che con sensibilità cercano di ascoltare e poi dare voce a chi ha delle disabilità, ma una voce che abbia parità e uguaglianza con la loro, che si mettono nei panni degli altri per non lasciare nessuno indietro, per il diritto di cultura e al benessere di tutti, quando si impegnano per un diritto che deve essere di tutti, parliamo di cittadinanza attiva. Loro ci raccontano infatti una città in cui di cui tutti ugualmente fanno parte, senza differenze e a cui ognuno, a suo modo, può dare il proprio contributo. Facciamo riferimento a quell'eguaglianza di valore che parte da un'identità di diritti, ad una normalità con pari valore di ognuno e uguaglianza di diritti a prescindere dalle sue condizioni personali e sociali, riprendendo le parole del pedagogista Dario Yannis. Parliamo poi di integrazione culturale, quando occhi che arrivano da lontano, e vedete anche le scritte che arrivano da lontano, con curiosità ed entusiasmo incontrano le nostre città, i paesi, i monumenti, il nostro patrimonio culturale e cercano le parole per descrivere la loro vita passata, le loro scelte, la loro vita attuale. Sono occhi che non danno niente per scontato. E più sono diversi questi sguardi e maggiore sarà la possibilità di comunicazione in modi e forme diverse del nostro patrimonio. Maggiore sarà quindi la diversità dei punti di vista e maggiore la ricchezza dell'esperienza, dell'incontro, dell'epifania. I beni culturali danno la possibilità di conoscere, di acquisire il linguaggio comune dell'incontro. Vediamo il libro, vediamo i vari video, quello delle lezioni di italiano ad esempio. Parole semplici per dare inizio ad un discorso complesso, un discorso tessuto anche di silenzi, di azioni, interazioni, dialogo. Nell'eterogeneità delle forme dei beni culturali ci presentano e nella complessità delle narrazioni che portano dentro di sé. I nostri beni culturali, le piazze, le vie, i luoghi della quotidianità sono tappe che scandiscono periodi della vita, viaggi e fasi che la trasformano e la cambiano, come ci fa vedere il giovane videomaker migrante che racconta come la sua vita è scandita dall'incontro con il nuovo, la curiosità, la crescita, con ricchezza di dettagli e emozioni. E a questo futuro cittadino di una attuale e futura Europa multiculturale, riprendendo infatti il riferimento alla Convenzione di Faro, che presenta il patrimonio proprio come risorsa per la valorizzazione delle diversità culturali e per la promozione del dialogo interculturale. Parliamo infatti anche di identità. Si definisce il patrimonio culturale proprio come portatore dei valori di civiltà che possono raccontare un popolo, un luogo, un periodo storico. Valori in cui riconoscersi, valori che ci possono accomunare, che possono aiutarci a capire chi siamo e a comprendere meglio l'identità collettiva del luogo in cui viviamo. Spesso però è molto difficile parlare dell'identità di chi abbiamo di fronte. Un soggetto umano non si inserisce nella sua condizione fisica, differenza di genere, disabilità, colore della pelle, nel suo stato sociale, giovane, anziano, sposato, disoccupato, nel suo ruolo, professione, esperienza di vita, come può essere anche la migrazione. L'identità personale, per come viene incontrata e per come viene autopercepita, è costituita da tante molteplici sfumature, che cambiano, si evolvono, ricche complessità, a cui questo progetto ha provato a dare voce, sperando che anche questo sia dono, ovvero la possibilità di poter ascoltare sentendosi permeabili alla storia altrui, con le parole di Adriana Carrero. Spesso si può comprendere qualcosa di sé, solamente dall'incontro con l'altro, soprattutto provando a metterci nei panni dell'altro. E la filosofa Martha Nussbaum ha infatti approfondito nel suo testo Coltivare l'umanità quello che definisce come realtà in termini di cittadinanza, l'immaginazione narrativa, ovvero la capacità di immaginarsi nei panni di un'altra persona cercando di intuire le sue emozioni, i suoi desideri e le sue speranze. I video che sono stati realizzati ci accompagnano infatti con delicatezza proprio a metterci in questa dimensione empatica. L'augurio e l'auspicio è che questa iniziativa sia un primo inizio, un primo passo verso un sempre maggiore e più ampio diritto di accesso alla cultura,
una partecipazione effettiva dove l'incontro con i beni culturali sia un'occasione per emozionarsi e sviluppare nuove idee ed esperienze. L'auspicio è che questo lavoro sia anche valorizzato come risorsa preziosa in termini di persone, conoscenza delle opere, dalle comunità e dalle amministrazioni locali, condividendo i risultati ottenuti e l'impegno profuso nella realizzazione di questi video, contribuendo a quello che viene definito welfare generativo, ovvero quando le azioni e le scelte educative e sociali hanno la possibilità di innescare circuiti virtuosi, quindi servizi che potrebbero venire considerati essere solo assistenziali, dove la persona beneficiaria non sia semplicemente il fruitore, ma possa diventare, in base alle proprie possibilità e potenzialità, generatore di nuovo welfare, opportunità e condivisioni per la sua comunità, magari diventando ambasciatore, divulgatore, oppure tenendo aperto al pubblico quel luogo. Costruzione di reti e fare rete. Coscienza di sé, che diventa darsi forma in una crescita continua, facendo comunità, come possiamo vedere in questo video, dove dei giovani hanno raccontato proprio un posto dove nessuno è lasciato indietro e dove nulla è lasciato al caso, ricco di storia e cultura, o anche un parco dove l'obiettivo è sperimentare, esplorare, condividere, giocare con l'arte, ovvero partecipare. Partecipazione. Questi video inoltre possono essere anche una risorsa utilissima come materiale didattico, esemplificazione di tutto l'arco storico della storia della regione Friuli Venezia Giulia, contribuendo a quella che è una comunità di eredità, ovvero un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale e in cui si identifica e che desidera sostenerli e trasmetterli alle generazioni future come conoscenze e tradizioni in continua evoluzione, ricordando ancora la Convenzione di Faro. Potete trovare e vedere tutti i video realizzati sul nostro sito. Adesso interrompiamo anche qui la condivisione. Potete trovare tutti i video di cui abbiamo visto un veloce spezzone sul nostro sito, sulla pagina dedicata. È stata associata una scheda descrittiva che potete aprire. Una prima parte con la descrizione in un linguaggio semplice, descrizione che può diventare un audio per i lettori automatici, quindi un ausilio o può essere semplicemente letta dalle persone non udenti, in modo da non apportare nessuna modifica ai video con l'aggiunta di ulteriori sottotitoli. Semplificato rende il contenuto del video fruibile con facilità e autonomia a tutti, anche in caso di difficoltà cognitive o linguistiche. Le schede sono inoltre correlate dalla descrizione specifica delle singole associazioni che le hanno realizzati e una nota tecnica di approfondimento sul bene culturale in oggetto. E mi piace sottolineare che molti dei partecipanti mi hanno raccontato di quanto si sono emozionati nel realizzare questi video. C'è addirittura chi è scoppiato a piangere dopo aver letto davanti al microfono la battuta, ha fatto l'immagine che si era scelto e preparato. E solamente pensando a questa emozione pensiamo che questo sia già uno degli obiettivi raggiunti e immaginati per questa iniziativa. Ma adesso mi fa piacere dare la parola e adesso approfondiremo ancora i singoli video e do la parola alla dottoressa Monica Bernacchia, responsabile del Dipartimento Comunicazione del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Lei si è laureata in lettere a Urbino, collabora col Museo Omero dal 2000, in principio elaborando e conducendo attività didattiche, per poi passare al Dipartimento Comunicazione, di cui oggi è la responsabile. Ha maturato nel tempo forti competenze nell'ambito della comunicazione accessibile, digitale e non, portando la propria esperienza nell'ambito di corsi di formazione organizzati proprio dal Museo Omero in ambito nazionale.
una delle realtà all'avanguardia su quello che è il tema dell'accessibilità. La ringraziamo molto per la disponibilità, per la sua partecipazione stasera. Prego. Bene, buonasera a tutti. Partecipo in realtà con molto piacere a questo progetto per molti motivi. Allora, innanzitutto perché è un progetto che rientra nella nostra Biennale Arte Insieme, che è un'iniziativa che il Museo Omero porta avanti da molti anni e ha l'intenzione principale proprio di coinvolgere tutte le altre istituzioni italiane e non solo nell'attivare iniziative accessibili proprio come queste. Poi partecipo con grande piacere perché grazie a voi ho conosciuto molto meglio questa regione in cui sono stata poche volte e ho veramente assaporato tutti i video e come dire, sono stata anche invogliata a venire e me lo sono ripromessa. E poi partecipo anche perché volevo dare il mio contributo proprio a livello di comunicazione. Come ha detto Morena, appunto è da tanto che mi occupo di comunicazione con i miei colleghi. Scusa. Sì, chiedo per cortesia a casa e andava a tutti in un lavatoio. Questo lavatoio non si può vediamo che è successo un piccolo problema tecnico. Prego. Vado? Perfetto. Prego. Allora, dicevo appunto, lavorando in un ufficio comunicazione e lavorando in questa realtà, che è una realtà molto particolare, perché dice il nome, come lo dice appunto il nome stesso, siamo un museo tattile, quindi noi conserviamo delle opere, sculture originali e copie di sculture famose, oltre a modellini architettonici, opere che si possono toccare, quindi si possono apprezzare sia con la vista che con le mani, ed è un museo, una realtà che è stata pensata, ideata e fondata da 2 persone ceche. Quindi proprio nella sua missione questo museo ha l'accessibilità. E anche noi che lavoriamo nell'ufficio comunicazione, ogni giorno che magari inseriamo una notizia sul nostro sito internet o pubblichiamo un post o appunto creiamo un video, ci poniamo sempre il problema di quello che mettiamo appunto online o anche un manifesto stampato sia comprensibile, quell'informazione arrivi ad un pubblico più ampio possibile. Quindi faccio solo un esempio, quando appunto nei nostri social network vado a inserire un'immagine, quel non vedente non la potrà vedere, quindi io ho la possibilità di fargliela vedere semplicemente inserendo una descrizione alternativa a quell'immagine, io la posso descrivere. Quando vado a caricare un video sempre nel nostro canale YouTube o nel nostro sito, mi preoccuperò anche che in questo video siano presenti i sottotitoli, così che le persone sorde possano apprezzarlo, ma dovrò anche fare un video che sia comprensibile alle persone non vedenti, quindi dovrò organizzare il mio racconto in un certo modo, in cui diciamo dovrò dare le informazioni sicuramente di base, legate per esempio, se si tratta di un'opera d'arte, al titolo, all'autore, a quanto è grande quest'opera, di che materiale è fatta, tutte informazioni che gli altri vedono ma che i non vedenti devono ascoltare. Quindi organizzerò tutta la mia appunto informazione affinché sia accessibile e pienamente fruibile. E devo dire che guardando appunto tutti i video che sono stati realizzati, io ho apprezzato anche molto le tecniche che hanno ideato tutti i partecipanti, ecco, per raccontarsi, però in particolare adesso volevo condividere con voi un video che in qualche modo mi è stato anche di ispirazione per un lavoro futuro. Quindi se Morena ci vuole condividere appunto il video sui lavatori, poi magari ne parliamo.
Non si sente l'audio? Dalla strada che faceva per andare al laboratorio. Quando Officina è un paese vicino a Trieste. Chiara ha una bella casa vicina. Insieme a Chiara siamo andati a fare una passeggiata vicino alla casa di Chiara. Chiara ci ha mostrato la strada che faceva per andare al laboratorio. Quando Chiara era giovane non aveva la lavatrice a casa e andava con la nonna al lavatoio. Questo lavatoio adesso è chiuso, non si può più visitare. Il lavatoio è un posto dove le signore di una volta andavano a lavare i panni, per esempio lenzuola e biancheria. I lavatori non si usa più, ci sono pochi lavatori che si possono ancora vedere. A Santiago, vicino a casa mia, c'è un lavatorio che adesso è un museo. Nei lavatoi c'erano tante vasche fatte di cemento. Sopra le vasche c'erano i tubi dove passava l'acqua fredda. A San Giacomo le signore potevano riempire dei secchi con l'acqua calda. Su ogni vasca c'era un spazio dove appoggiare e lavare i panni. Le signore che facevano questo lavoro si chiamavano lavandere. Cosa facevi nel lavatorio? Lavavo la roba, mutande, canottiere, maglioni di calcia. Che detersivo usavi? Il sapone di macchina. Come portavi i vestiti? Così in cestini di palla dentro nel cesto. Il cesto dove lo mettevi? In testa. Qua ci raccontavi che si chiacchierava e si cantava. E si ha. Cosa cantavi? Amagavi quel faziolettino, vai. Lavavi con l'acqua fredda o calda? Fredda. Siamo andati a fare una passeggiata Santa Croce, Bresina. Abbiamo trovato un lavatoio che funziona ancora. Chiara ci ha fatto vedere come si lavava i vestiti una volta. Microfono spento, Monica. Ah, scusatemi, ecco, perché dicevo, ho apprezzato molto questo video e ne ho voluto parlare, perché utilizza quello che insomma viene così codificato come linguaggio facile da comprendere o linguaggio semplificato,
e è un video che arriva proprio al cuore del racconto. Quindi quali sono anche le caratteristiche di questo linguaggio? Frasi molto brevi, parole molto semplici, dei verbi usati sempre in formativa, la ripetizione del soggetto, la ripetizione del concetto importante. Quindi tutte quelle caratteristiche appunto che rendono di facile comprensione questo video, che però non ha solamente questi elementi, ha anche quegli elementi di multisensorialità, perché ci sono le sonorità dell'acqua, della camminata anche sul selciato, che arricchiscono il racconto e la narrazione. Oltre poi penso al divertimento che traspare dai ragazzi nel fare questa esperienza. Mi è stato di ispirazione in particolare perché anche noi come museo abbiamo realizzato e stiamo cercando proprio di migliorarci per quello che riguarda una comunicazione comprensibile alle persone che hanno difficoltà cognitiva. Quindi noi abbiamo già realizzato una storia sociale che diciamo deve preparare le persone alla visita al nostro museo, e ne stiamo lavorando appunto un'altra proprio sul racconto delle nostre opere in forma semplificata. E devo dire che guardando questo video mi sono detta: ma perché non fare un video? E quindi mi è stato appunto di particolare ispirazione. A questo punto volevo chiedere a uno dei protagonisti, magari che si fa portavoce di chi l'ha realizzato, qual è stato il momento più divertente, il momento più emozionante di questa esperienza, invece quali difficoltà hanno incontrato? Allora, se sono in linea Stefano, Daniela dal centro diurno di Trieste Integrazione. Chiedo di attivare la telecamera e il microfono per partecipare, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ciao. Dunque, allora, un saluto da parte anche dei vari partecipanti, facciamo una carrellata. Ciao. E credo che da casa ci segua anche Alice. Proviamo a chiamarla un attimo. Alice, ci sei? Eccola! Ciao Alice! Ciao. Forse devi attivare il microfono? Alice, prova a dire qualcosa, così vediamo se ti sentiamo. No, non ti sentiamo. Riproviamo ancora un attimo. Mannaggia. Allora Alice, se non riesci a risolvere questo problema con il microfono, vuoi che proviamo con l'altra soluzione di cui avevamo parlato prima in caso di qualche piccolo incidente tecnico? Sei d'accordo Alice? Fammi un cenno con la testa. Ok, va bene. Allora, in realtà Alice aveva preparato un piccolo discorso per raccontarvi un po' come abbiamo affrontato questo lavoro. Magari Beatrice, vieni a raccontare tu? Allora, ti do da leggere il testo che aveva scritto Alice. D'accordo. Buonasera, mi chiamo Alice. Vieni pure più vicino così si sente meglio. Vicino? Più vicino al computer, sì. Ok. Dove? Qui, così, va bene. Benissimo Beatrice, perfetto. Buonasera, io mi chiamo Alice. Secondo me è stata un'esperienza interessante. Perché abbiamo imparato delle cose che noi giovani non sapevamo. Da qualcuno che invece le ha vissute. Lavorare in gruppo è stato bello, perché ognuno ha fatto pezzettino di lavoro, ogni persona ha collaborato a modo suo. Abbiamo fatto delle ricerche cercando su internet
chiedendo a Chiara e anche ad altre persone, facendo delle uscite per vedere i laboratori. Sono contenti di questo lavoro, grazie dell'attenzione. Grazie Beatrice. Queste sono le parole proprio di Alice. Peccato che non è riuscita a dirle lei, ma è come se le avesse dette lei. E niente, un po' per rispondere poi alla sua domanda. Allora, il punto di forza di questo lavoro è anche forse la cosa che ci ha fatto divertire di più, era proprio il clima che si è creato all'interno del gruppo di lavoro, che ha partecipato con entusiasmo fin dalla proposta iniziale di partecipare a questa iniziativa e anche dalla scelta dell'argomento. Rispetto a questo posso dire che il tema affrontato è stato affrontato a partire dal racconto spontaneo della signora Chiara, proprio da lì siamo partiti. Il suo racconto ha incuriosito molto anche il resto del gruppo, quindi il tema del lavatoio ha suscitato quella curiosità, forse dovuto anche al fatto che quello di lavare i panni in realtà è un atto noto a tutti e fa parte dell'esperienza di ciascuno. Tutti hanno la lavatrice a casa, tutti hanno bisogno di lavare i vestiti quando sono sporchi e così via. Magari non tutti lo fanno in prima persona, ma tutti sono consapevoli del sostegno che viene dato loro da familiari o da anche altre figure, no? Certo, oggi il lavare i panni ha assunto modalità diverse da un tempo, ma è stato quell'elemento che ci ha permesso un collegamento con la concretezza di cui le persone con disabilità hanno assolutamente bisogno per comprendere al meglio i contenuti, e quindi l'affrontare questo argomento ci ha avvantaggiati in questo, proprio perché ha suscitato questa curiosità concreta proprio. Esatto, immagino che fare l'esperienza concreta poi sul posto del lavaggio, quindi insomma ha contribuito, no, a comunque viverla positivamente. Anche in modo divertente, perché è stato... In modo divertente, anche il canto, cioè è stata tutta una costruzione, devo dire, molto efficace. Chiara, ci vuoi raccontare tu com'è stato partecipare a questa esperienza, andare di nuovo ad Opicina, vicino alla tua casa? Sì. Com'è stato? Benissimo. Sono contenta che ragazzi mondiali, Cristiane, Marietta, Caixa, con Silvia. E da quanto tempo non lo facevi veramente così in un lavatoio? Mi sa che anche Salvatore voleva dire qualcosa, sono tutti molto presi dall'entusiasmo nei confronti del lavoro che abbiamo fatto. Ci fa molto piacere. Quindi mi sa che anche Salvatore stava per dire qualcosa? Sì, voleva anche io raccontare il lavatoio. Cosa volevi raccontarci? Una volta si lavava a mano. Una volta si lavava a mano così. Sì. E senti, e com'è stata l'esperienza che hai fatto insieme a tutti noi nel creare, nel fare questo video? È stato bello. È stato bello? Sì. Bene, ci fa piacere. Bene, bene, e anche, penso, era anche molto faticoso, insomma, quello che ci è arrivato anche dal vostro video, che una volta era molto più faticoso sicuramente, lavare i panni di oggi. Ce lo può dire Chiara, no, questo? Era più sì. Una volta o è più faticoso adesso con le lavatrici? No, mi dice, io faticoso che si va con la lavatrice, e si finiva con la schiena. Si finiva anche col mal di schiena, sì. Grazie Chiara, grazie Salvatore. Grazie a tutti veramente, grazie mille del vostro intervento, della vostra partecipazione. Se posso aggiungere, devo dire che poi questa cosa ha divertito e ha stupito molto anche me e la mia collega Stefania, perché non ci aspettavamo poi una conoscenza da certe persone di questi argomenti, ma soprattutto anche una conoscenza pratica molto forte, e quanto anche sono rimasti vivi i ricordi anche sul come fare. Ci ha stupito, perché
sono 40 anni e più che Chiara non lava mano nei lavatoi e da subito, da come ho provato, ha eseguito perfettamente, senza incertezze, proprio... Ecco, ci tenevo ad aggiungere questo, ecco, che siamo rimaste molto stupite e contente anche noi. Sì, aggiungo ancora una cosa io, che ogni componente del gruppo, un po' l'ho già detto prima Alice attraverso il suo testo, ogni componente del gruppo ha avuto modo di esprimere le proprie potenzialità secondo le proprie possibilità. Appunto qualcuno ha partecipato alle passeggiate sul territorio, non per tutti è stato possibile nemmeno questo, per proprio delle difficoltà nel raggiungere fisicamente i posti, però le stesse persone hanno partecipato per esempio nella ricerca delle fotografie, dei materiali, nel realizzare l'intervista alle persone dirette interessate e così via. Ognuno ha avuto il proprio ruolo e questo ha creato anche quello spirito di gruppo che ci ha portati a questo risultato. Bene, quindi è il primo di una lunga serie, diciamo. È un'idea. Esatto, noi siamo disponibili, un di lavoro che comunque ci piace. Va bene, vi saluto. Morena, se vuoi prendere tu la parola. Grazie, ciao a tutti. Monica, tu hai concluso l'intervento? Sì, io ho concluso e mi prometto di fare anch'io, diciamo, un video di racconto del nostro museo con un linguaggio di comprensione, perché come noi stiamo collaborando però con l'ANFAS, perché giustamente come è un po' il manifesto dell'ANFAS, non scrivete su di noi senza di noi, quindi noi cerchiamo appunto di fare sempre questi prodotti coinvolgendo in prima persona le persone interessate. Benissimo. Ti ringrazio molto per il tuo intervento e la tua partecipazione. E adesso con piacere passo la parola a Marco Berton, giornalista dell'associazione Volon Bright, che si occupa di comunicazione sociale sulla disabilità di Torino. Marco Berton si definisce giornalista socialmente assistito, grazie al suo percorso professionale, buonasera Marco, particolarmente variopinto. Infatti lui si avvicina al mondo della disabilità durante il suo corso di laurea in servizio sociale, per poi approfondire i suoi studi in comunicazione. Conosce l'associazione Volon Bright nel 2009. Negli anni differenziato e ampliato i propri ambiti di intervento, le proprie competenze professionali, il mondo del sociale continua a permeare in modo consistente gran parte della sua attività, nel campo della disabilità in modo particolare. Questa è stata portata avanti approfondendo gli aspetti legati all'evoluzione del linguaggio, alle rappresentazioni sui media e alle discipline sportive paralimpiche. Grazie alla tua partecipazione e prego. Grazie a voi innanzitutto dell'invito, mi sentite? Mi sentite sì, bene? Benissimo. Ok, grazie. È veramente un piacere per me, è una cosa anche che non mi aspettavo, che la nostra piccola associazione, pur essendo in una grande città, arrivasse fino in Friuli Venezia Giulia a fare rumore, no? Come si dice in questi casi, quindi è veramente un piacere. Allora, non voglio annoiarvi con lezioni su come si dovrebbe comunicare sulla disabilità, perché ovviamente non è la sede, secondo me non è neanche giusto farlo, e quindi mi limiterò un po' a parlare di come la disabilità viene rappresentata, come è anche stata rappresentata nei video che hanno partecipato, no, al concorso. Allora, innanzitutto partirei, aggiungerei al vocabolario, no, di cui si parlava prima una parola che è protagonismo, nel senso che è una cosa molto importante che ho visto in tutti i video appunto protagonisti del concorso. Le persone con disabilità sono protagoniste in prima persona del racconto della cultura e dell'arte del Friuli. E questa è una cosa molto importante, perché proprio uno degli obiettivi anche della comunicazione è quello di non solo dell'inclusione, ma di rendere proprio protagonisti
parole proprie le persone con disabilità di quello che fanno, e non è una cosa scontata. E poi bisognerebbe ovviamente vedere tutto il percorso come i video sono stati realizzati, però immagino che siano sicuramente stati partecipi della loro preparazione, della loro stesura, quindi su questo non ho particolari dubbi. E un altro sui termini su cui mi vorrei soffermare è il discorso della specialità, dello speciale, che in realtà secondo me non è proprio corretto, nel senso che dicendo che le persone con disabilità sono speciali comunque si contribuisce ancora di più ad alimentare quelli che sono gli stereotipi di pietismo da una parte, oppure di eroismo dall'altra, o di abilismo. Faccio un breve riassunto di questa terminologia che magari molti di voi sicuramente conosceranno, però non è spesso è data per scontata, ma in realtà non è così, no? Quando parliamo di pietismo pensiamo alla persona con disabilità, considerata come per forza una persona sofferente, mentre non sempre è così, anche se molto, molto spesso lo è. Molto spesso anche le persone che non sono disabili sono sofferenti e magari non lo vediamo con i nostri occhi o non lo percepiamo. Oppure quello di eroismo da un lato, dall'altro lato, che è quello che spesso viene accostato agli atleti paralimpici, che proprio per la loro disabilità sono visti come dei supereroi, quasi degli alieni che fanno delle cose impensabili, quando invece dietro c'è un lavoro quotidiano di allenamenti che li accomuna a qualsiasi altro atleta, ovviamente con le loro peculiarità, perché se una persona gioca a tennis in carrozzina avrà ha degli ausili innanzitutto da usare, magari qualcuno non può usare bene la colonna vertebrale, oppure pensando agli atleti amputati che corrono con una protesi, quella è la loro specificità. E dall'altro abbiamo quello un po' più, come posso dire, intersezionale di abilismo, che non è solo legato alla classica discriminazione, nel senso che io sono abile, tu sei un disabile e per questo non hai diritto di fare certe cose o non puoi fare certe cose, ma è anche un po' meno evidente ed è proprio nel considerare una persona come speciale o dargli un'etichetta di comunque diverso, anche se la diversità poi è una cosa che arricchisce, però è proprio l'etichetta che stona. Quindi userei piuttosto che speciale anche come tipo di sguardo, uno sguardo particolare, che secondo me è uno sguardo particolare quello di tutti noi, in base alle proprie background culturale, alle proprie conoscenze, ai propri studi, alle proprie preferenze, anche alle proprie famiglie, al proprio ambiente familiare, al proprio ambiente amicale e alle influenze che ognuno di noi ha. Quindi userei proprio questo termine particolare per dare un qualcosa in più e mettere ancora più carne al fuoco e dare un po' uno spunto di riflessione. Lo sguardo particolare che non è solo quello delle persone con disabilità. A me è piaciuto molto il video, ad esempio, sui lavatori, che è stato proiettato poco fa, proprio perché oltre a questo punto di vista particolare le persone con disabilità erano protagoniste del video, con i loro racconti, con quello che anche i lavatori evocavano in ognuno di loro. E arrivo anche a quest'altra cosa, che magari introduco un altro video, se poi Morena forse avrà voglia di proiettarlo, che è quello sul parco Basaglia, sul parco dell'ex ospedale psichiatrico. E lo sguardo particolare è lo stesso sguardo di quei giovani ragazzi e quelle giovani ragazze che si approcciano a un tema che è legato al mondo della disabilità, anche se non rientra tra le tre categorie classiche di disabilità, che sono la disabilità motoria, la disabilità sensoriale, che è quella delle persone cieche, ipovedenti, e delle persone sorde, e della disabilità intellettiva, che sono, tanto per rendere l'idea, sono le persone ad esempio con sindrome di Down, le persone nello spettro autistico. Però quello sguardo particolare contribuisce a dare un ritorno di quello che è stato
la rivoluzione portata da Franco Basaglia alla fine degli anni 70 nel mondo della psichiatria. E quindi se vogliamo vedere questo video chiedo di benissimo, adesso poi dopo vediamo. magari faccio ancora una chiusa dopo. Va bene, va bene. Allora adesso vediamo il video esclusione inclusione. Non so se era nel programma ora oppure avevi già una No, è come d'accordo. di mandarlo più avanti. È pronto, Okay. è pronto come da accordi. Perfetto, grazie. Adesso vediamo infatti questo video. Adesso un attimo che lo condivido. Il video esclusione e inclusione, il Parco Basaglia di Gorizia, terza B del liceo classico Dante Alighieri, polo liceale Dante Alighieri di Gorizia. Finalmente non c'era alcuna cura follia. Lo so, infatti nell'Ottocento vennero creati i primi ospedali psichiatrici per rinchiudere le persone che davano fastidio alla società, di qui a Gorizia nel 1903. Durante la prima guerra mondiale fu bombardato e nel 1933 venne ricostruito per volere di Mussolini. Elettroshock, calci di forza, bagni saccagioni dei bolletti, volevano tirare questi pazienti. Le persone internate erano considerate solo numeri. Gli operatori sanitari erano i controllori della vita dei loro sottomessi. Nel 50 si passa dalle camicie di forza fisica a quelle mentali con l'introduzione dei primi farmaci. Gli internati non avevano scampo. Aspettavano solo la morte per sentirsi liberi. Il suono della campana della cappella annunciava la fine delle loro sofferenze. Franco Basaglia arrivò a Gorizia nel 1961 e portò speranza in questo luogo e non solo. Il dottor Basaglia lottò da subito per abbattere i muri dei manicomi e restituire una vita umana alle persone, integrandole nella società. Con la legge 180 del 1978 venne sancita la chiusura degli ospedali psichiatrici, veri e propri luoghi di tortura. Se si vuole, si può. Sono fuori di testa, amo diverso da loro. E tu sei fuori di testa, amo diverso da loro. Siamo fuori di testa, amo diversi da loro. E siamo fuori di testa, amo diversi da loro. Ecco, allora, Spero si sia visto, che mi sembra purtroppo che sia bloccato un attimo il video alla fine. sì, si è visto abbastanza, mi sembra. Ecco, volevo dire ancora una cosa su questo video, il fatto che appunto i ragazzi, gli studenti e delle studentesse si siano avvicinati a questo mondo, e l'abbiano raccontato con
comunque ci fa capire quanto il mondo della disabilità, e in questo caso della psichiatria, sia molto più vicino a noi di quanto noi pensiamo, e che comunque è importante seguirlo, è importante approcciarsi senza pregiudizi, anzi pregiudizi è giusto averli perché tutti abbiamo pregiudizi, poi però quando ci si avvicina ovviamente cadono, oppure modifichiamo il nostro pensiero. A proposito, faccio come chi mi ha preceduto, chiedendo se c'è in linea qualcuno. Sì, ci dovrebbe essere. Infatti la professoressa Astrid Pesarino, referente del polo liceale di Gorizia, e alcuni dei suoi studenti. Chiedo a Astrid di aprire telecamera e microfono e collegarsi. Eccomi, sono qua. Buonasera. Buonasera. Vi chiederei, o le chiederei, se come è stato, no, avvicinarsi a questa tematica, e come poi magari si è poi tramitata, no, in questo video. Diciamo che proprio questa iniziativa ci ha dato la possibilità, no, di conoscere, di far conoscere ai nostri studenti questo luogo che abbiamo in città, che è un luogo, appunto, un bene appunto della città, un bene culturale, e dove un po' è cominciata, no, questa rivoluzione baseliana. Infatti io volevo anche ringraziare proprio per l'occasione che è stata data ai ragazzi, appunto di vedere più da vicino un posto che altrimenti magari sfugge, e anche di lavorare in gruppo, creando qualcosa di bello tutti assieme, e così potendo valorizzare le potenzialità di ciascun ragazzo. Diciamo che con questo video i ragazzi hanno voluto mettere in evidenza un po' quasi diviso in due parti, cioè la prima parte in cui si vede proprio come nel passato disabilità e disturbo psichiatrico significavano proprio esclusione, emarginazione in spazi chiusi, recinti, invece contrapposto al presente, dove si può parlare di inclusione, in cui appunto proprio questo luogo è diventato uno spazio aperto, anche piacevole, è un parco pubblico, e quindi un bene anche di tutti, no? In cui la gente va anche a passeggiare, a fare attività di tutti i tipi. Poi ci sono anche ovviamente centri, insomma, che si occupano anche appunto di problemi psichiatrici, eccetera, però è appunto il luogo di tutti, quindi è proprio come se fosse stata abbattuta, no? Una barriera, e in mezzo a queste due dimensioni c'è lo spartiacque fondamentale, appunto definito dalla personalità del professor Marco Basaglia, che appunto la città di Gorizia ha avuto l'onore di ospitare e accogliere proprio all'inizio di questa sua rivoluzione. E quindi ecco che questa iniziativa ha dato la possibilità agli studenti di avvicinarsi sia agli spazi e di conoscere anche poi quella che è stata l'inizio un po' di tutto, no? Di questa grande rivoluzione, che noi sappiamo benissimo che il professor Basaglia e i suoi lavori sono conosciuti in tutto il mondo, e poi comunque si sono divertiti in ogni caso a realizzarlo, e poi ognuno ha messo anche così un po' a frutto le proprie, ha valorizzato le proprie così competenze, le proprie particolarità, come una nostra allieva appunto che poi ha chiuso, no, questo un po' fuori onda il video. Anzi, dovrebbe essere anche qua in linea, non so se vuole parlare. Agatha, ci sei? Sì, sono qua. Ciao, ti fai vedere? Che sì, sei la cantante tu. È una cosa seria, ma si è trasformata in un musical. Beh, però ho sentito che c'è gente che impara guardando qualche spettacolo, l'importante è che l'argomentazione sia seria. Così volevo dire che tutta la classe era molto felice di fare questo progetto. Certo, sì, abbiamo avuto le nostre difficoltà perché siamo stati avvisati all'ultimo momento, però sì, abbiamo lavorato sodo, noi siamo una classe che lavora molto sodo, ci tiene anche a parlare di diritti, di ugualità, di uguaglianza, scusate, sì, insomma,
è una cosa che ci sta molto a cuore, volevamo portare la nostra bravura, il nostro talento e sì, speriamo che sia stato di vostro gradimento il video. E tu ti sei divertita? Sì, tanto. Sì, confesso che qualche volta mi capitava di sbagliare le battute. È difficile ricordarsi certe parole, quando partire, quando bisogna stare tranquilli. Forse per i miei compagni è stato lo stesso. Non so. Benissimo, grazie del vostro intervento. Ripasso la parola a Marco Bertoni. Sì, chiudo dicendo una cosa che mi è piaciuto molto, che ha detto la professoressa, che comunque è un argomento che riguarda tutti, la psichiatria in questo caso, ma la disabilità in generale, e quindi mi piacerebbe che l'argomento disabilità entrasse nelle menti e nei cuori di tutti, che tutti si interessassero anche all'argomento, perché ci è molto vicino. Ormai si sta sempre andando di più verso un mondo per tutti, come si dice, non si dice più di progettazione per le persone con disabilità nello specifico, ma perché ad esempio essendo meno barriere architettoniche significa più facilità di accesso per tutti. E nella comunicazione direi che è la stessa cosa, mi piacerebbe che non ci fossero più degli articoli sulla disabilità messi solo nelle pagine che riguardano il sociale da una parte, ma magari fossero messi anche in pagine dedicate generaliste, o in programmi generalisti, e non solo quando fanno notizia, come quando gli atleti vincono alle Paralimpiadi. Chiudo dicendo due parole sulla mia associazione. Quello che cerca di fare è proprio quello, pur essendo in realtà un angolo particolare, perché si occupa di disabilità in generale, fa comunicazione sulla disabilità, però quello che tenta di fare è proprio di mettere in luce il protagonismo delle persone con disabilità e soprattutto gli sguardi particolari di ognuno di loro, seguendo progetti che proprio vanno anche in questa direzione. Uno di quei progetti che quest'anno si è concretizzato è quello del Disability Film Festival, di cui però parlerà Kim Cioderà, che è la direttrice artistica, che è anche l'esperta di cinema. Quindi vi ringrazio, vi saluto, spero di non essere stato noioso e grazie di tutto. Assolutamente no, tanti spunti di riflessione, grazie mille Marco. E con piacere infatti passiamo la parola a Carmen Riccardo, direttrice artistica del Disability Film Festival di Torino. E mi piacerebbe presentarla con le sue parole. Sono Carmen, amo il cinema da che mi ricordo. Io ho scoperto di volerlo studiare in terza elementare, quando diventare cavaliere Jedi ha smesso di essere un'opzione realistica. Il cinema è il mezzo che mi permette di mettere insieme il mio modo di essere, la mia idea di libertà, con la possibilità di fare esperienza, da seduta, ma senza limiti. Considero la mia disabilità la mia fortuna, il mio punto di vista unico sul mondo. Ho studiato prima a Padova, poi a Torino, ho visto tantissimi film, ma soprattutto ho incontrato tantissime persone. Ho girato un cortometraggio, giurata di alcuni festival, e in questo viaggio sulle montagne russe ho incontrato proprio Marco Bertoni di Moulin Bright, con la voglia di offrire anche questa possibilità di inclusione. E da qui è nato il Disability Film Festival, un'isola felice nella quotidianità di tabaccaria per necessità. Grazie delle tue parole. E grazie a voi dell'invito. Grazie a voi dell'invito. Vi ringrazio molto anche perché questa occasione è comunque un ennesimo stimolo per parlare di disabilità, ma non solo, appunto per parlare delle persone che poi sono quelle che realmente lasciano le tracce nella vita degli altri quando si incontrano in modo profondo. Sì, io vi parlerò appunto di un po' del nostro festival, ma soprattutto c'è una cosa che oggi in particolare, visto che ci troviamo a parlare di disabilità oggi, che è il 3 dicembre, ed è la giornata internazionale,
dei diritti delle persone con disabilità. È da almeno 4-5 anni che io sostengo, poi vabbè, ovviamente attraverso i miei canali social prima e poi attraverso anche appunto l'articolazione della nostra prima edizione del festival che si è svolta a Torino lo scorso settembre. Secondo me il 3 dicembre dovrebbe diventare non l'ennesima, fortunatamente, cioè fortuna che c'è una giornata per ricordare che le persone con disabilità esistono, però in realtà secondo me dovrebbe essere, come dire, definita la giornata internazionale degli esseri umani. Questo permetterebbe di poter parlare delle differenze di ciascuno di noi come dei valori che in qualche modo poi sono le nostre caratteristiche che consentono appunto l'incontro gli uni con gli altri e in qualche modo le caratteristiche di ciascuno ci rendono diversi ed unici e in qualche modo ci fanno narratori della nostra storia, del nostro destino. Invece in qualche modo l'utilità di questa giornata diventa, allora, se in qualche modo appunto credere che un giorno celebreremo l'essere umano e non più una persona con determinate caratteristiche, se questa è l'utopia, oggi ci troviamo invece a raccontare in qualche modo il modo in cui l'inclusione può diventare una buona pratica. Il cinema è diciamo, lo strumento, è la testimonia attraverso cui proviamo a raccontare storie di persone diverse, di persone che la disabilità la vivono, la condividono e che contamina la vita anche di persone che non lo sono direttamente. L'idea è nata così, l'idea del festival è nata così, con l'idea di far sì che siano le persone con un punto di vista, che sia un festival con un punto di vista interno, perché siamo noi persone, adesso tocca dire noi e voi, cioè noi e loro, tocca metterci in una dicotomia per capirci, insomma, però l'idea era di presentare, di selezionare delle opere e presentare un festival in cui le persone con disabilità non solo fossero parte degli organizzatori attivi, ma in qualche modo che il loro punto di vista fosse il punto di partenza, cioè che la narrazione sulla disabilità diventasse un modo per fare una rappresentazione diversa socialmente della disabilità e delle persone con disabilità. E questo soprattutto, solo che in qualche modo proprio facendo questo lavoro mi sono resa conto che l'inclusione non è qualcosa che ti viene, cioè socialmente, o quando si parla di linguaggio inclusivo, comunicazione inclusiva, dobbiamo essere inclusivi che cosa significa? In ambito sociale significa io ti do degli spazi, offro degli spazi, delle possibilità di visibilità in cui tu racconti che cosa vorresti, che cosa sogni, come ti piacerebbe questo mondo. In realtà mi sono resa conto che il ruolo delle persone disabili dovrà e dovrebbe poter essere molto più attivo, cioè siamo noi stessi a doverci includere, pretendendo come in qualche modo, pretendendo è prevaricante, però in qualche modo affermandoci ogni giorno, dicendo noi siamo persone che lavorano, che hanno delle idee, che abbiamo dei talenti, che portiamo dei vestiti, abbiamo occhi azzurri, capelli biondi, ma abbiamo delle cose, cioè dei talenti e delle visioni da offrire che sono uniche, tanto quanto una persona bravissima, una persona normodotata bravissima a fare un altro lavoro. In questo senso l'inclusione dovrebbe essere
l'opportunità per capire il modo in cui siamo curiosi e la curiosità è la miccia con cui in qualche modo vi introduco che è quello che poi mi ha fatto sentire, è l'aspetto che poi mi ha fatto sentire più vicino a Walid, spero di pronunciarlo giusto, con i suoi video, ne ha portati 2, e oggi presentiamo, se non sbaglio, Morena, quello sulle cascate di Vallarzino, ma in realtà quello che mi sono molto felice di presentare questo lavoro, perché in realtà la curiosità è ciò che mi ha che ha reso, come dire, indispensabile secondo me presentarvi il video oggi, e poi magari adesso lo facciamo vedere e poi finisco un po', cioè spiego perché secondo me un migrante appunto che racconta il proprio punto di vista su un territorio che poi sente come suo è inclusivo tanto quanto una pratica di abbattimento delle varie architettoniche, giusto per fare il primo esempio che mi viene in mente. Benissimo, benissimo. Infatti parliamo del diritto di accesso a tutti, alla cultura, di essere parte, protagonisti. Grazie mille. Adesso condivido il video. Adesso vedremo il video Le cascate della Valle d'Arzino di Mohammad Waid Habassi, videomaker e youtuber pakistano, in Italia da 2 anni. Ci sono tantissimi posti in Friuli Venezia Giulia, ma il posto che è vicino al mio cuore, ho trovato mezzo la natura, dove troviamo un po' di pace e parliamo con natura. Io non ho mai visto così un posto bellissimo e mezzo alla natura. Ho sempre cercato un posto dove noi cerchiamo la bellezza e sentiamo la natura. È sempre il posto vicino al mio cuore in Friuli Venezia Giulia, Cascate dell'Arzino. C'è l'acqua crystal clear, come un po' di verde. Questo tipo di posto mi piace, di solito sempre mi piace un po' di calma, natura, sempre dentro di natura. Anche questo villaggio Friuli Venezia Giulia è un posto e un'altra parte montagna e un'altra parte il mare. Questo mi piace, caratteristiche di Friuli Venezia Giulia. Adesso esploriamo insieme che cosa è in questo villaggio Cascate dell'Arzino. Andiamo. Cascate di Larzino, io sono qua la mia prima volta. Arzino è un cascate in comune di Verone, 50 km lontano dall'Udine. È un posto mezzo alla natura, la montagna e acqua. Cascate dell'Arzino è davvero una posta bellissima dove possiamo toccare l'acqua e vedere, sentire cosa la natura dice a noi. È un'esperienza che ho fatto, ho sentito che l'acqua, la natura e montagna hanno parlato da me e anche io ho parlato da loro, dove l'acqua e natura parla con noi. È un posto molto spirituale. Io dico la verità che le persone di Friuli Venezia Giulia sono
tanto fortunati. È una regione Friuli in Sicilia, bellissima, natura e il cuore. Benissimo, io poi invito tutti quanti ad andare a rivedere, trovate tutti i link sul nostro sito, questi video, perché purtroppo i problemi di connessione rendono la fruizione nel webinar un po' a scatti, e quelli di prima, quelli che vedremo anche dopo, meritano di essere visti, assaporati con la calma e con l'atmosfera che sanno creare. Benissimo, prego Carmen. Non so se c'è White dovrebbe esserci. Se puoi accendere telecamera e microfono. Buonasera. Buonasera, ciao. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Grazie Ciao a te. Melena. Ciao, benvenuta. Ciao. Ben trovato. A me così è piaciuta molto la tua narrazione dei luoghi, ho visto anche quello sulla loggia e mi è piaciuto molto il fatto che hai trovato in tutte e due le occasioni una sorta di connessione che non è, in qualche modo non è visibile, ma è fruibile attraverso le sensazioni, ed è una cosa molto rara, almeno per la nostra cultura, insomma, non siamo abituati a cercare, o perlomeno non a esprimerla in modo così diretto, la ricerca della calma e della natura come elemento consolatorio, e quindi volevo, come zona di comfort, diciamo, e quindi volevo capire se in che modo, se è stato il luogo ad ispirarti direttamente per questi tipi di narrazione, che comunque hanno in comune non solo la volontà di integrazione, ma di capire profondamente il luogo dove ti trovi, di conoscerlo per amarlo. E quindi volevo capire qual era stata la tua prima fonte di ispirazione per questi lavori. Poi fai il videomaker, insomma, se non di professione, insomma, è quello che vorresti fare, quindi la mia domanda era un po' sul tuo lavoro, che cosa ispira appunto la tua curiosità, qual è il fuoco della tua curiosità quando racconti i luoghi. Ecco, bene, grazie per i tuoi complimenti, grazie di aver condividere la mia storia oppure punto di vista. Morena mi ha spiegato per il motivo di condividere la nostra emozione con le persone che un po' purtroppo disabile, che per loro anche bisogna portare le cose avanti, per fare le cose che anche loro sentono. La natura, che cosa è, sento io dentro, ho messo la natura per condividere la mia esperienza con loro. Anche per un'altra idea è quando mi sono arrivato in Italia, dopo pochi mesi mi è piaciuta l'idea, la cultura, per quello ho avuto un'idea per condividere i luoghi, piccoli luoghi in diversi paesi, in Friuli oppure in Veneto, perché tante persone conoscono le città grandi, Venezia, Roma, Milano. Tantissime persone non conoscono di Pagania, per esempio, oppure un'altra città che è piccola, molto particolare, con cultura, l'arte, tutto quanto. Per questo è il mio motivo di l'arte, la bellezza, la cultura italiana, per condividere degli altri tutti. Grazie, è stato molto bello.
sarebbe bello anche un viaggio al contrario, cioè capire da dove vieni tu, che cosa noteresti dei posti da dove vieni. Se mai un giorno, cioè insomma, non so se tornerai o se vai in visita, sarebbe bello scoprire che cosa vedi del tuo paese, che cosa ci potresti raccontare del tuo paese d'origine, perché poi cioè, io personalmente abito molto vicino a Venezia e comunque ne ho visto una visione diversa rispetto a quella che ho personalmente, che l'ho vista molte volte e sono veneziana italiana. Mi piacerebbe sapere come un pakistano vede il proprio paese, così come io ho visto la mia città attraverso gli occhi di qualcuno che si sente parte della mia città ma non è nato. Sarebbe bello sapere se tu hai così, con il tuo lavoro hai pensato a dei sottotitoli o di fare dei video sull'Italia nella tua lingua, cioè, e soprattutto se sarebbe bello vedere dei video del tuo viaggio di ritorno al tuo paese dopo il viaggio in Italia. Però questo insomma è una curiosità, insomma mi è venuta voglia di conoscere il Pakistan dopo che ho visto i tuoi lavori. Mhm. È un'esperienza alla cultura, diciamo, contrario per me, diverso, contrario da noi. Da noi una cultura diversa, italiana cultura, un'altra roba. Per noi, diciamo, affascinante. La storia, l'arte, tutto. Grazie. Grazie a te. Grazie mille a entrambi per questo bellissimo incontro, dialogo. Grazie a voi. Che una cascata e una loggia del Lionello possano attivare un dialogo da due parti del mondo opposto e muovere delle sensibilità, un'epifania, no? Di incontro, di sensibilità. Certo. Grazie mille. Grazie a voi. Carmen, volevi aggiungere ancora qualcosa? No, credo di avere già superato il tempo. Allora, grazie di cuore ad entrambi. Adesso passo la parola a Daniele Fedeli, professore ordinario di pedagogia speciale all'Università degli Studi di Udine, coordinatore del corso di studi in scienze della formazione primaria, direttore dei corsi di specializzazione per le attività didattiche e di sostegno. E posso aggiungere anche seguitissimo comunicatore e divulgatore anche sui social. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Grazie innanzitutto per l'invito. È molto piacere partecipare a questo evento nell'ambito appunto della giornata, di questa giornata internazionale, anche perché è il mio campo, come dire, il mio ambito di insegnamento all'università, di ricerca, quello delle disabilità, come si chiamano oggi, dei bisogni speciali o ancora meglio dei bisogni plurimi, per cui devo dire partecipo molto volentieri, ho assistito, ho visto i video, devo dire veramente molto belli, molto interessanti e coinvolgenti, ma insomma, vi porto una mia rapidissima riflessione su questo, anche sentendo quello che è stato detto precedentemente, alcune cose che condivido. Il tema oggi importante è quello di riuscire a costruire una società inclusiva, vuol dire una società appunto per tutti. Questo credo che sia una grande sfida che deve partire dalla scuola. Io insegno all'università, formo i futuri insegnanti, quindi oggi la grande sfida è come costruire una scuola veramente inclusiva, cioè non una scuola che sia in grado di integrare i bambini con disabilità, ma una scuola inclusiva, una scuola progettata e realizzata in modo tale che qualunque bambino e bambina con qualsiasi caratteristica, con qualsiasi punto di forza o di criticità riesca a inserirsi, riesca ad apprendere, riesca a vivere bene, a avere esperienze positive. E questo poi è una grande sfida per l'intera società, e
Prima si citava il tema delle barriere architettoniche, c'è molto da lavorare su questo, io credo che ci sia ancora molto da lavorare su anche le barriere relazionali e anche le barriere mentali. Questa è una sfida importante, cioè, vediamo in ambito scolastico, quando talvolta la presenza di un bambino o di una bambina con bisogni speciali o bisogni plurimi o viene considerato un elemento di difficoltà ulteriore invece che un elemento di ricchezza, un'opportunità, quella. Ecco, noi dobbiamo abbattere, e questo è un lavoro importante che dobbiamo fare, queste barriere mentali, questo è fondamentale, oltre al lavoro che in parte è già stato fatto sulle barriere fisiche, architettoniche e via dicendo. L'altro aspetto, guardando i video, molto interessanti, allora nell'ambito della ricerca, dello studio sulle disabilità, negli ultimi anni una parola chiave, è stata citata anche nell'introduzione, è quello di qualità della vita. Cioè, oggi il lavoro è quello l'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone e si è visto che la qualità della vita non dipende solo, come si pensava un tempo, da fattori oggettivi, pure sono importanti, no? Gli aspetti abitativi, residuali, via dicendo. Dipende molto da fattori soggettivi, in particolare dipende da una cosa. La nostra qualità della vita dipende da quanto noi riusciamo a dare un significato a quello che facciamo, un senso. Lo pensate quanto in questo periodo di quest'anno e mezzo di pandemia, quanto riuscire a dare un senso a quello che viviamo sia importante, no? Ecco, allora, questi video, secondo me, ci raccontano questo, ci raccontano un senso, cioè persone, ragazzi, adulti, che con questi video raccontano un significato che hanno trovato alla propria vita, al proprio ambiente, ai propri spazi, al proprio mondo. Questo è quello che ci permette di avere una qualità della vita adeguata, quando diamo un significato a quello che accade, quando diamo un significato personale a quello che accade, per cui anche un evento avverso nel momento in cui gli diamo un significato può diventare un evento di crescita, di sviluppo ulteriore. Ecco, questi video secondo me, dal mio punto di vista, io non sono ovviamente un esperto di video e via dicendo, io mi occupo appunto di educazione, ma dal mio punto di vista di educatore questi video trasmettono questo aspetto molto forte, cioè di cercare di costruire un significato, di trovare un senso a quello che si è, alla propria vita, ai propri spazi, ai propri ambienti. E quello che trovo anche molto interessante è che questi video sono in gran parte il risultato di un lavoro collettivo, un gruppo che costruisce insieme, il di prima dei ragazzi di quell'istituto della scuola di Gorizia, che costruiscono insieme un significato condiviso, no? Pure questo è molto importante, credo molto bello, cioè il fatto che riusciamo a costruire dei significati condivisi. In fondo la nostra storia, la nostra cultura è fatta di miti, di leggende, che sono dei racconti condivisi, che nel tempo si sono ulteriormente arricchiti, modificati, via dicendo. Ecco, quindi senza volervi portare via troppo tempo con queste mie riflessioni, però credo che questo sia l'elemento che più mi ha colpito. Ripeto, non essendo in grado di dare un giudizio tecnico sui video, ma da chi si occupa di educazione, quello che mi ha colpito è come in ognuno di quei video ci sia il tentativo di dare un significato, di esprimere dei significati personali e anche condivisi con gli altri. Questo credo che sia l'elemento di grande ricchezza, perché quando noi permettiamo a bambini, ragazzi, adulti, con disabilità, senza disabilità, con bisogni speciali o bisogni particolari, ma quando permettiamo alle persone di trovare un significato in quello che fanno, trovare un senso, no, alla propria vita, vuol dire anche dare loro una direzione, dare la possibilità di trovare una direzione alla propria vita. E questo credo che sia il fatto importante. Ripeto, quello che abbiamo vissuto in quest'anno e mezzo, una pandemia che nessuno di noi 2 anni fa avrebbe mai immaginato, ci ha preso la sprovvista da tanti punti di vista. Uno dei punti di vista è che ci siamo trovati di fronte a un evento a cui non riuscivamo a dare un significato. Ecco, e questo ha determinato grandi sofferenze emotive, no? Che ancora vediamo. Per cui trovare degli strumenti per raccontare credo che sia molto importante. Io mi occupo molto anche di emozioni. Una cosa che ripeto spesso, sia a lezione all'università che quando faccio incontri formativi in giro, che le emozioni non sono altro che un racconto che fa la nostra mente. Finché noi non raccontiamo, l'emozione rimane un sintomo fisso. Il mal di pancia, il mal di testa, la mancanza di fiato e via dicendo. Solo nel momento in cui le mettiamo all'interno di un racconto diventano emozioni. E allora racconto che oggi ho
cuore che batte, lo stomaco chiuso perché domani mi aspetta un evento particolare che mi mette un po' di ansia, un po' di preoccupazione, molta gioia. Ecco, in quel momento dei sintomi fisici li sto trasformando in un'emozione. Le emozioni sono racconti meravigliosi che fa la nostra mente. I video, questi lavori che ho visto e che ho visto anche stasera, secondo me vanno in quella direzione lì. Sono dei bellissimi racconti, sono dei racconti personali ma condivisi, che permettono alle persone di esprimere un significato in quello che fanno, in quello che vivono, negli ambienti che vivono. E questo credo che possa essere anche un altissimo valore inclusivo, perché se io guardo questi lavori, vedo dei lavori e vedo uno strumento meraviglioso che possono utilizzare le persone al di là, ripeto, dell'età, al di là dell'avere disabilità o meno, bisogni speciali o meno, caratteristiche di un tipo piuttosto che un altro, di una cultura piuttosto che un'altra, di una provenienza geografica piuttosto che un'altra, ma un grandissimo strumento che accomuna e che permette di raccontare. Ecco, io non vorrei portarvi via altro tempo, però vi ringrazio ancora perché veramente per me è stato molto interessante stasera stare qui con voi, è stato molto interessante anche vedere questi video e ascoltare le vostre testimonianze. Grazie a lei professore per la sua disamina e per questa ulteriore modalità che ci ha dato per potervi osservare, per osservare i significati condivisi che ci trasmettono. E adesso vediamo un ultimo video. Ho il piacere di presentarvi un video che ci accompagna a conoscere tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, racchiude un po' proprio dalle montagne all'Adriatico il corso del tagliamento, raccontando il corso del tagliamento. Adesso vediamo Talimu, il fratello maggiore, realizzato dai servizi Sirio di Gemona del Friuli e Via Cavour di Tolmezzo, della cooperativa sociale Itaca. Spettacolo, ma dove nasce il mare? Il fiume Tagliamento nasce sotto Monte Crigolo, ad un'altitudine di 1350 metri, a poche centinaia di metri dal comune di Foro di Sopra. Il fiume raccoglie la maggior parte delle acque delle Alpi Carniche e delle Alpi Giulie e attraversa il Friuli Venezia Giulia in tutta la sua lunghezza. È uno dei pochi fiumi a canale intrecciati in Europa, sul cui corso non sono presenti sbarramenti artificiali. L'unica diga è quella di Caprizzi, costruita nel primo dopoguerra dalla Saga. Il tagliamento ha giocato un ruolo fondamentale nel corso della Prima Guerra Mondiale. La sua piena, infatti, ha permesso di bloccare le truppe austro-ungariche per una settimana, permettendo così all'esercito italiano di appostarsi sul Piave. Questo fiume ha unito, ma ha anche sempre diviso, fino
al 1900 non c'erano ponti, bensì traghetti. I viaggiatori per secoli hanno affidato le loro preghiere a San Cristoforo, che guidava i viandanti da una sponda all'altra del fiume. Sul confine tra provincia di Udine e di Pordenone si trova il ponte di Pinzano, punto in cui il corso del fiume si risente notevolmente. Durante la Prima Guerra Mondiale venne fatto saltare per impedire l'avanzamento delle truppe nemiche. L'acqua del fiume è sempre stata fruttata dall'uomo per azionare i mulini, dove la popolazione poteva macinare il mais e ottenere la farina. Il mulino di Livi è rimasto in funzione fino al 2006. Ci troviamo tra Legnano e Bibbione, alla Foggia Tagliamento. Questo è come una grande autostrada che permette ad animali e a piante di spostarsi lungo tutto il suo corso. Per questo motivo, questo fiume è un sito di importanza comunitaria ed è quindi tutelato. Ma come mai si chiama tagliamento? Le popolazioni indoeuropee lo chiamarono Tarim, che significa fratello maggiore, proprio come colui che si prende cura e protegge i suoi fratelli e allo stesso tempo gli ricorda i propri limiti da essere umani. Grazie anche per questo bellissimo video che affronta poi tutte quelle per cui non si può non provare empatia dopo averlo visto, e ringraziare per lo sguardo con cui ci fa vedere quelli che sono gli ambiti di proprio della tendenza, dall'ambito paesaggistico, i beni architettonici, il Duomo di Gemona, le vestigia della Grande Guerra. Ma vediamo se c'è qualcuno dal mezzo che ci vuole raccontare qualcosa di più. Buonasera, io mi chiamo Sandro Raffaele. Buonasera. Buonasera, io mi chiamo Sandro Raffaele e rappresento il gruppo Sirio di Gemona che ha realizzato questo video. Prima che noi tutti assieme abbiamo fatto una piccola presentazione, però prima di questa piccola presentazione vorrei leggervi un pensiero che abbiamo fatto tutti noi, un pensiero. Abbiamo pensato di
imparare senza l'aiuto degli educatori, perché siamo orgogliosi del nostro modo di essere. Se una parola chiave è protagonismo, ci teniamo a essere. Ecco, questo l'abbiamo realizzato noi tutti assieme. Allora, sì. Poi adesso segue una, diciamo, piccola presentazione del video che abbiamo, diciamo, fatto noi, che appunto vi leggo io adesso. Comincio. L'idea di fare un video sul tagliamento per partecipare al concorso è nata spontaneamente, perché noi del gruppo Sirio di Gemona e gli amici del gruppo Dina Cavour di Tromezzo avevamo fatto diverse passeggiate lungo il fiume. Ci è venuto naturale pensare al tagliamento, perché anche il suo corso attraversa tutto il Friuli Venezia Giulia e unisce fisicamente Gemona a Tromezzo. Per realizzare il video abbiamo fatto 7 uscite che approfondiscono diversi aspetti legati al fiume. L'uscita alla foce a Legnano Figlione, l'uscita a Rigis e anche l'uscita a Ragone, con visita al Museo della Grande Guerra, l'uscita a Portis alla confluenza Porfetta e all'antica Capezza, dove nasce il tagliamento a forni di sopra, a Pordenone nel Museo di Scienze Naturali. Gli argomenti principali che abbiamo approfondito sono un tema storico, in particolare sulla prima guerra mondiale, il tema geografico, ovvero la forza del fiume che raccoglie gran parte delle acque, dalle Alpi cariche giù, il tema naturalistico, e poiché il letto del fiume rappresenta per piante animali corridoi immobiliari, per gli spostamenti, infine, è forse più importante per noi il tema antropologico, ovvero il rapporto dell'uomo con il fiume e l'uso della sua acqua con la forza motrice e l'uomo come via di comunicazione e l'importanza per l'acqua e per l'irrigazione dei campi. Poi c'è il mio pensiero personale. Questa esperienza mi è servita per conoscere meglio il fiume principale della regione, che molti dei suoi tratti ha mantenuto il suo carattere e naturale. E proprio l'uscita di Bio presso la voce mi ha colpito per la sua naturalezza e per la bellezza e il senso di pace che emanava il bosco e quindi sembrava. E poi noi per aggiunta ci sono alcuni miei amici che vogliono dire qualcosa sempre su questo tema che abbiamo affrontato. Prego. Allora, ho osservato le scuole dell'acqua, dalle montagne fino al mare. Quello che mi ha colpito di più è stato paesare sulle scieme, dal sorgente delle montagne e il bosco, e via via attraverso il Poligo Morello, l'altro friulano, con un suo ampio letto fino alla forza del mare Adriatico, tra Legnano e Fiume. Un paesaggio sempre violento, sempre diverso, ma sempre bellissimo. A me mi è piaciuto la visita al mulino di Rigis. Il mulino è azionato con acqua della roccia reale che viene presa dal vicino tagliamento. Il signor Gottardo ci ha prima spiegato come funziona il mulino e poi lo ha messo in funzione per mostrarci come da mais si arriva alla farina per fare la polenta. Il mulino è stato in funzione fino al 2006 e dopo è stato acquistato dal comune di Sedegnano, sistemato e trasformato in un museo. L'immagine del foto che mi ha colpito di più è la tega di Capezze. Amici operatori, assieme abbiamo fatto delle prese dal video per l'unica tega artificiale sul posto del tagliamento.
al Portellone scendeva l'acqua, poi abbiamo mangiato sui sassi del fiume e abbiamo messo i piedi nella fortezza. Mi piace mi piace parlare di acqua e tagliamento, perché sono curioso e voglio sapere come te nasce il fiume e tagliamento. Voglio conoscere la storia della gente che abita lì. Voglio conoscere gente del tagliamento. Ecco, noi avremo finito, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie. Se ci sono domande, che ci fate? Grazie, io vi faccio i complimenti a voi perché avete fatto un bellissimo lavoro di gruppo, è proprio bello anche stasera come vi siete sostenuti nel parlare virtualmente perché non è facile e anche i vostri educatori per tutto il grande lavoro che ti hanno accompagnato a fare in questo percorso e in tutto il vostro percorso educativo, non solo in questa attività che si vede durante il video. Allora, adesso se ci sono altre domande che volete, se c'è qualcuno anche che vuole intervenire o che vuole fare qualche domanda ai relatori, può accendere la telecamera e il microfono. Purtroppo non funziona, non è attiva la chat su questa piattaforma. O se i relatori, il professor Fedeli, Monica Bernacchia, Marco Bertono, Carmen Ricatto vogliono concludere, hanno ancora qualcosa? Abbiamo ancora qualche minuto. Io non ho nulla da dire, vi ringrazio, volevo solo ringraziarvi ancora di avermi invitato, di averci invitato a me e Carmen come volontario di Disability Film Festival e Grazie. darei appuntamento ad altre occasioni, anche magari viceversa, invitandovi a qualche evento qui a Torino o viceversa. I vostri contributi vi ringrazio perché hanno dato sostanza alla presentazione di tutti i lavori fatti da questi protagonisti, da tutti i gruppi, da tutti i partecipanti a questa iniziativa. Grazie di cuore da parte mia e da parte della soprintendenza. Scusate, forse c'è una domanda, cioè passo qualcuno la ha alzato parola. la mano, non so. Passo la parola infatti con molto piacere a Elisabetta Francescutti della soprintendenza di Udine. Prego. Buonasera a tutti, io mi scuso per il mio look perché vivo con una persona che ha una disabilità motoria e quindi so molto bene che cosa significhi diciamo essere, perché il termine giusto che si deve usare è questo, essere discriminati, no? Essere discriminati, che noi pensiamo che la condizione normale sia la condizione della salute, la condizione del problema, della disabilità cognitiva, sensoriale, motoria, è l'eccezione. A me fa molto piacere che la soprintendenza anche quest'anno sia riuscita a organizzare questo webinar per
continuare una tradizione che noi da tanti anni portiamo avanti. E così, mentre sentivo le vostre proposte, ho pensato che abbiamo in Friuli tanti atleti paralimpici e che forse questo potrebbe essere uno spunto per il nostro lavoro del prossimo anno. Mi sono resa conto, ascoltando e guardando i video di questa sera, che tanti dei protagonisti aspettavano, no? E si aspettavano di vedere il loro video, no? E forse qualcuno di questo è rimasto male, ma diciamo, una cosa come questa rientra sempre nell'economia dell'organizzazione di un evento che deve stare all'interno di tempi. Il fatto di avere i link sul sito vi rende in qualche modo immortali, no? E questo credo che sia una cosa molto bella. Noi abbiamo lavorato con molti ragazzi, diciamo forse non disabili ma diversi, perché provenienti da altri stati, da altre culture. Sono due cose leggermente, diciamo, hanno due sfumature leggermente diverse. Comunque mi sento di fare un augurio a tutti quanti, a noi stessi che abbiamo partecipato dal normodotati e alle persone che hanno delle sensibilità speciali maggiori delle nostre. Impariamo sempre di più a scambiarci i ruoli, mettiamoci sempre più spesso uno nei panni degli altri, cerchiamo di capire come ci si muove, come si ascolta, come si parla nelle diverse situazioni. Questa è la cosa più bella, più gratificante, ed è la cosa che porta l'insegnamento maggiore veramente a tutta la comunità, piccolo o grande che essa sia. Ringrazio tutti i colleghi che hanno dato vita a questa iniziativa, gli ospiti che anche da diciamo, luoghi molto importanti hanno dato il loro contributo, tutti i partecipanti, e sono sicura che il 3 di dicembre del prossimo anno ci ritroveremo in qualche sistema, perché dovrebbe essere sabato, a portare avanti questo nostro progetto, perché dobbiamo camminare tutti sulla stessa strada e le ultime esperienze ce l'hanno insegnato. Quindi veramente grazie di cuore a tutti, un caloroso, affettuoso e immenso arrivederci e augurio per le prossime feste di Natale. Grazie di cuore per Elisabetta per aver contribuito, come che era proprio una speranza, perché per chi è all'ascolto si celebra questa giornata di consapevolezza e attività del 3 dicembre, legata all'inclusione sociale e al patrimonio culturale. Ci sono altri interventi? Qualcun altro vuole prendere la parola? E allora chiudo con questa riflessione proprio sull'empatia, sul guardarsi attorno e non sottovalutare quello che abbiamo di fronte, per non sottovalutare chi abbiamo di fronte, e invece rendersi conto della bellezza, della ricchezza, delle emozioni che è in grado di aiutarci a sviluppare, e soprattutto da quello e soprattutto da chi a volte potrebbe essere per noi trasparente, da chi tante volte ai nostri sguardi è stato invisibile, con la speranza che dopo che abbiamo visto questi video, che avrete visto anche tutti gli altri, è stato molto doloroso, sappiatelo, anche con i relatori, immaginare quelli che potevamo nell'economia dei tempi,
presentare stasera, anche tutti gli altri sono bellissimi, vi invito nuovamente sul sito della soprintendenza ad andarli a vedere. Ringrazio tutti i colleghi dall'ufficio che hanno permesso e dalle varie case da permettere tecnicamente la trasmissione e la realizzazione di questo webinar. Ringrazio di cuore tutti i relatori che sono intervenuti e soprattutto tutte le associazioni e tutte le bellissime persone che ho avuto la fortuna di conoscere in questi mesi con la realizzazione di questo progetto. Grazie a tutti per l'attenzione e un ricordo speciale anche a una nostra carissima collega che avrebbe seguito e collaborato all'evento, purtroppo è mancata quest'anno, e un ricordo speciale a Stefania Casucci. Ciao! Grazie a tutti. Arrivederci, grazie per l'invito. Grazie. Arrivederci, un saluto. Grazie. Grazie a voi. Prenda pure la parola e accenda la telecamera a Longo Rosanna. Ciao a tutti. Arrivederci a chi sta uscendo. Rosanna, accenda pure la telecamera se ha... Sì, l'ho accesa. Sì. Ciao. Ciao. Ciao Rosanna. Mi chiamo Valentina. Ah, ciao Valentina. Come va? Bene, hai seguito la serata di oggi? Hai collaborato alla realizzazione di qualche video? Sì, mi è piaciuto tutto il video. Tutti i video ti sono piaciuti? Bene, Sì. mi fa piacere. Io ogni venerdì io vado a fare lezioni di canto individuale. Bello. Con una maestra. Bello, molto interessante. Sì. Grazie che hai condiviso questo racconto. Prego. Vediamo se anche vedo Monica, Ines, se ci vuole... No, volevo salutare e ringraziarvi per questo intenso pomeriggio, direi che insomma comunque ci siamo caricati tutti di emozioni e anche di buone intenzioni, direi, no? per il futuro. Assolutamente, grazie mille a te per la collaborazione, la condivisione, tutti gli ottimi consigli anche per rendere proprio fruibili i video, poterli mettere sul sito internet. Grazie mille per sopravviveremo alla tecnica, sì. Per la bella collaborazione, sopravviviamo anche a questi incontri digitali. Sì. Arrivederci, grazie di tutto. Arrivederci, Buona grazie. serata. Arrivederci, Buona serata. Arrivederci e buona serata a tutti. Grazie. Un saluto a tutti, grazie.